Decine di realtà con migliaia di volontari che hanno aiutato e aiutano decine di migliaia di persone in difficoltà. Negli ultimi anni in Veneto la rete degli empori della solidarietà è cresciuta in maniera esponenziale. Nel 2015 ne facevano parte solo 7, oggi sono 28 e per la prima volta in assoluto si sono ritrovati a Venezia per il proprio primo festival. San Francesco diceva tutti uniti, uno per tutto donare, è la prima volta che 28 empori solidali si conoscono, cercano anche di scambiarsi delle idee, chi fa cosa, quanti siamo, dove operiamo e questo lo trovo molto importante perché senza rete non vai da nessuna parte. Grazie agli empori, gli sprechi alimentari e non solo si trasformano in risorse da distribuire alle persone che ne hanno necessità, in un'ottica in cui la gioia che si prova a donare diventa un regalo a se stessi, in un ambito di solidarietà che è anche aiuto al reinserimento sociale. Il punto di partenza è questo, arrivare a creare lavoro per queste persone, dare dignità a queste persone, creare veramente una vita diversa, un modo di operare diverso, specialmente coinvolgendo i giovani. Abbiamo visto con questo progetto importante dell'acquaponica per gli orti sociali l'importanza di dare ascolto a questi giovani che forse sono più illuminati e sanno veramente centrare l'obiettivo più di noi.